O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4. Gesù esce da Giudea. I farisei avevano sentito dicere che Gesù battezzava e faceva assai più discepoli Giovanni. Quando Gesù venne a sapere questa cosa, lasciai a Giudea e se ne tornai un'altra volta in Galilea. E poi non era vera questa cosa, perché non era Gesù quello che battezzava, era invece i discepoli suoi. Gesù attraversa la Samaria, incontra la Samaritana. Per tornare un'altra volta in Galilea, Gesù aveva passato per tutta la terra della Samaria. Dopo un cammino assai lungo e faticoso, arrivai in città di Sicar, che si trova proprio in terra della Samaria. Poco arrasata questa città, già stava in una massaria, che Giacoppo aveva ragliato, tanto tempo prima il figlio suo, che si chiamava Giuseppe. In mezzo a quella massaria, già stava una puzza assai rossa, che la gente lo chiamava puzza di Giacoppo. Gesù, stracco e strutto per cammino, si era assettato proprio un po' a chillo puzza, per si riposare un poco. Si era fatto quasi mezz'ora. Tutti i discepoli suoi erano scesi in da città per accattare qualcosa per mangiare. Era partito proprio tanto. Quando arrivai vicino a chillo puzza, una femmina era Samaria, per regnare acqua, un'angella che portava in capo. Avevo portato insieme a questo pure un sicchio per pigliare l'acqua, perché chillo puzza era assai futo. Gesù, come avrebbe arrivato la ricetta? Ramma per bere. Ma che la femmina rimanette assai sconcertata e allarmata e subito le ricette. Ma come? Tu che vieni da Giudea a domandare proprio da me, che sono una femmina samaritana, non poca acqua per bere? È una cosa da saputa che tutti i giudei sono stati sempre in guerra con tutti i samaritani. E Gesù ricetta a quella femmina: se tu conoscissi il reale che Dio fa a te, proprio oggi, e se sapessi che chi che ti sta dicendo ramma a bere, saresti stato tu a dire a me ramma a bere e subito ti avrei dato l'acqua, capito? Ma che la femmina ricetta: ma come? Chi sto puzza è così futo e tu non tieni manco un sicchio per pigliare l'acqua? A dove vai a pigliare l'acqua? Che st'acqua viva che tu mi vorrai? Fossimo tu più grosso padre nostro Giacoppo che scavai chi sto puzza, per tutti i figli suoi e per tutto il stiamo che teneva, e poi la sta a noi. E Gesù ricetta a quella femmina: chi sapeva che st'acqua tiene sempre sete? Se invece sapeva che l'acqua che da raggia non si morirà mai più di sete, perché quest'acqua diventerà in dais una sorgire acqua viva, che schizzichi per la vita eterna. Signore, ricetta quella femmina, rama che st'acqua, a così mi passerà la sete, e non avrà giovani tutti i giorni più qua per pigliare poche acque. Gesù le ricetta: va a chiamare marito e poi torna un'altra volta qua. Io non tengo marito, rispondette che la femmina. Muorite la verità, dicendo che non tiene marito, la ricetta Gesù, perché insieme a me tu hai avuto 5 mariti, e l'uomo che mo sta insieme con te non è marito. E che la femmina, sempre più meravigliata, le ricette: Signore, vedi che sei un profeta. Tutte le parti nostre hanno sempre adorato Dio in coppa a questo mondo. Voi invece dicite che Dio deve essere adorato in da città di Gerusalemme. E Gesù le ricette: credimi femmina, è arrivato mo il momento che né in coppa a questo mondo e né a Gerusalemme ha dovuto ritrovare. Voi state adorando quello che non conoscete, noi invece adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene da Giudea. Ma è arrivato quel momento, e questo quando la duratura verace adoreranno il Padre in lo spirito e in la verità, perché il Padre va lasciando proprio questa duratura. Dio è spirito e verità, e tutti quelli che la adoreranno la faranno adorare proprio in lo spirito e in la verità. E che la femmina rispondette: io so che deve venire il Messia, o Cristo, e quando verrà Cristo ci farà imparare ogni cosa. Gesù subito le ricette: son chi che ti sto parlando insieme con te. Proprio in quel momento arrivarono là tutti i discepoli suoi e si meravigliarono che Gesù si era messo a parlare con una femmina. Ma nessuno di loro tenette il coraggio di dire: ma tu che vai a Scianna? O perché ti sei messo a parlare con questa femmina? Che la femmina poi l'assai a mummare là e corrette subito in da città, e a tutta la gente che incontrava in mezzo a via diceva: venite pure voi a vedere il nome che mi ha contato tutto quello che ha già fatto, che fosse chissà chi lo Messia che deve venire in mezzo a noi.
tutta quella gente scelta in città e si presentare innanzi a essa. In quel momento tutti i discepoli priarono dicendo: Maestro, mangiate qualcosa insieme con noi. Gesù rispondendo alla loro ricetta: Immagina mangiare una cosa che voi non conoscete. E tutti gli discepoli, l'uno con l'altro, di mannaine. Forse qualcuno è venuto qua e ci ha portato a mangiare. E Gesù ricetta a loro: O mangiare mio è quello che fa volere quello che mi ha mandato qua per far compiere tutta l'opera sua. Non ricite forse voi, ci vogliono ancora 4 mesi e poi viene il tempo da lavorare. O vi canni veri che alzate l'occhio vostro e guardate le gambe. È arrivato già il momento di mettere. E chi va a mettere, tiene già in mano sua ammasata soia e sta raccattando i frutti che la servono per la vita eterna. Chi sta seminando e chi va a fare a covere si stanno ricreando insieme. Casa sta compiendo quello proverbio che dice: uno semina e nata a mettere in lo stesso momento. Io faccio manata a mettere quello che voi in una vita seminate. Altra gente hanno faticato e hanno buttato su loro prima di voi, e voi mo siete venuti a raccattare i frutti e tutte le fatiche loro. I samaritani credono a Gesù. Parecchi samaritani che la città credettero in isse per tutte le parole che la femmina che aveva detto a loro. Chi sta a contare tutto quello che ha già fatto. Ma quando gli samaritani arrivarono innanzi a esso, priarono e supplicavano perché si fermassero poco in mezzo a loro. E Gesù si fermò in mezzo a loro per 2 giorni. Parecchie chisse credettero in Gesù per tutte le parole sue e ricettano a quella femmina: non è per parola tua se noi stiamo credendo, ma perché noi stessi abbiamo seduto che orecchie nostre e potremmo ricevere con certezza che questo è il vero Salvatore del mondo. Gesù in Galilea. Dopo che era passati quei 2 giorni, Gesù partì da là per se ne andare a Galilea. Ma Gesù stesso aveva detto ancora popolo che il profeta non ottiene mai a noi rinda la patria sua. Quando poi arrivai a Galilea, tutta la gente era a Galilea invece facettero una festa quando verettero, perché avevano visto pure loro tutto quello che Cristo aveva fatto in la città di Gerusalemme. Per tutto il tempo era festa, perché pure loro erano aiutati là per la festa di Pasqua. O secondo segno di Cana, a guarigione di una creatura. Gesù se ne è tornato a Cana e Galilea, a dove aveva cagnato l'acqua facendola diventare vino. Là trovano un funzionario del re, che aveva un figlio malato in la città di Cafarnao. Chissà come si detto che Gesù era venuto in da Giudea, in da Galilea, corrette subito innanzi a essa. E si mettette a robriare perché scendesse e facesse sta buono che il figlio suo che stava per morire. Ma Gesù ricette: voi, se non vedete segni e miracoli, voi non volete credere. Ma che il funzionario del re le rispondette: Signore, scendi prima che figlio mi muore. E Gesù le rispondette: va, perché figlio mo sta buono. Chi l'uomo credette che la parola che aveva detto Gesù e si incamminò in mezzo a casa sua. E proprio per tramente stava scendendo, trovai il servo suo che le ricettene: Padrò, figlio sta buono. Dimandai allora che ora figlio suo era stato buono e che gli serve le ricettene: a ieri, un'ora dopo mezzogiorno, avrebbe sceso. Chi gli si era netto conto che proprio che era l'ora che Gesù l'aveva detto: figlio sta buono, e che rettisse con tutta la famiglia sua. Questo fu il secondo miracolo che Gesù facette in da Galilea, tornando a Rinda Giudea.